Cambiamo argomento, parliamo ora di rifiuti tossici perché torna lo spettro dello stoccaggio a Marghera. Dopo il no di 2 anni fa di provincia e comune di Venezia all'arrivo di tonnellate di rifiuti speciali e pericolosi, domani la commissione VIA regionale valuterà il progetto, ma la reazione è stata immediata. Vediamo. 100.000 tonnellate all'anno di rifiuti speciali e pericolosi da smaltire in un'area della zona industriale di Marghera. La richiesta di autorizzazione era già stata presentata 2 anni fa, ma il no immediato di Comune e Provincia di Venezia avevano bloccato l'iter. Ora la STE, la Servizi Tecnologici per l'Ambiente, ci riprova. Domani, il 3 agosto, la Commissione VIA regionale valuterà la domanda, ma le amministrazioni locali ribadiscono la contrarietà. Credo che il progetto non possa essere preso in considerazione dalla VIA regionale alla luce anche della moratoria proprio della Regione del Veneto, moratoria del 2010, che ha stabilito, in attesa di un nuovo piano regionale sui rifiuti speciali, non possano essere attivati impianti di questo tipo. E la Regione Veneto un piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali ancora non ce l'ha, e così tutta l'iniziativa è dei privati. È un business. Tra l'altro produce pochissima occupazione ma molto profitto per chi se ne occupa. È singolare che arrivi nel cuore dell'estate una proposta del genere, che appunto mette a rischio sia la salute e l'ambiente sia l'evoluzione moderna del polo industriale di Porto Marghera, che va verso una industria di tipo nuovo, compatibile, sostenibile e che ha anche futuro sui mercati, mentre questa è una roba sporca e vecchia. Il tentativo è chiaro, aggiunge Bettin, far passare in pieno agosto una decisione con riflessi negativi e pesanti per tutta l'area, ma assicura le amministrazioni locali faranno di tutto per bloccare anche questo progetto.